Luca Carraro è il nuovo capitano perché Giorgi se n'è andato purtroppo per motivi di lavoro, però ecco, Luca Carraro questa sera una grande vittoria, direi che vi rilancia ancora una volta in campionato. Sì, direi che dopo una serie di partite in cui probabilmente meritavamo più degli avversari, però non riuscivamo a portare a casa punti, stasera finalmente siamo riusciti a portare a casa l'intera posta, era importante perché dà un po' d'ossigeno alla classifica. Ecco, una vittoria che è sembrata anche più facile di quanto ci si potesse aspettare. In realtà sì, il primo tempo abbiamo chiuso sul 2-0 giocando bene, concedendo poco agli avversari. Il secondo tempo loro sono cresciuti un po', però siamo riusciti a tenere bene, anche a difendere bene con il loro uomo di movimento e alla fine sì, dai, l'abbiamo portata a casa. Giusto appunto, bravi anche a chiudervi quando loro giocavano con il portiere di movimento, quindi con un uomo in più, e bravi ad amministrare soprattutto. Sì, sì, esatto, in realtà il loro gol è stato su un infortunio da parte mia, ho provato a mandarla fuori e l'ho buttata dentro, però insomma può capitare anche questo, però comunque in linea di massima abbiamo difeso bene. Ecco, abbiamo visto anche dei bei gol nel corso di questa stagione da parte tua, questa sera sfortunatamente un autogol. Dai, sì, mettiamola così, diciamo che stasera ci hanno pensato i miei compagni, quindi ci pensiamo dalla prossima partita. Salite a 10 punti in classifica, andate a 2 lunghezze soltanto proprio dal campo San Piero. Non aveste perso certe partite in trasferta, il campionato poteva essere diverso. Sì, alla fine come dice il mister, questo è il nostro fortino e qui effettivamente riusciamo a fare punti, dobbiamo migliorare fuori casa perché solo così facendo possiamo ambire a una classifica più tranquilla e magari a toglierci anche qualche soddisfazione in più. Ecco, non ci accontentiamo della mezza classifica. Assolutamente no, bisogna sempre lavorare e ambire al meglio.